Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati, una buona giornata amici dell'oroscopo. Alzi la mano chi sta già pensando a Ferragosto. Sì, vi vediamo, siete in molti. Allora iniziamo intanto a piccoli passi, ci iniziamo a pensare con le novità delle stelle, ci facciamo guidare anche in questa giornata, andiamo un po' a capire come sarà insieme all'oroscopo di Radio.0. Un buongiorno anche da me, Maria, e partiamo subito con i nostri 12 segni. Ariete, partiamo da voi. Tenete a bada l'ostinazione e il nervosismo. Questo è il consiglio del giorno per non andare a incrinare l'accordo con i colleghi e rovinare così un importante progetto. Non lo vogliamo. L'intesa di coppia mostra invece i segni del tempo, le idee per ravvivarla sicuramente non vi mancano, pensateci su. Toro, voi vivete della complicità lunare con Mercurio oggi, potete quindi contare su metodo e logica per spazzare via tutti gli ostacoli, la pazienza poi vi premia, bravi. Gioia di esserci, emozioni intense guidate dalla ragione e dialettica convincente, oggi non vi ferma proprio nessuno. Gemelli, la necessità di adattarvi voi a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire un grosso problema per voi, ma dovete semplicemente moderare le aspettative, questo è importante. All'occasione avete dimostrato di sapervi muovere bene, arrivando sempre alla meta desiderata, anche questa volta dovrete lavorarci su. Cancro, alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Fatevi aiutare da un amico, il consiglio giusto vi attende. Nel vostro modo di comunicare poi siate più attenti invece all'ascolto dell'interlocutore, ne sarete gratificati entrambi. Leone, siamo arrivati a voi, lavorate con scioltezza oggi, con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse, lo sappiamo siete dei precisini. Unico neo, l'impazienza di raccogliere quanto seminato e questo è un po' una vostra pecca. Amore ed emozioni passano invece in secondo piano in giornata, la parte del leone letteralmente tocca il lavoro ordinario e straordinario soprattutto. Con entusiasmo e grinta oggi agiscono i nostri amici della Vergine, affrontate doveri e oneri e una volta tanto siete pronti a mettervi in gioco senza riserve, progressi lenti ma sicuri, partite con il piede giusto, permettete poi alle persone care di fare le loro esperienze, se lo meritano, con l'autonomia che rivendicate anche voi per voi stessi, è la cosa giusta da fare. Bilancia, il senso di responsabilità e la carta vincente, ve lo diciamo noi per superare le difficoltà odierne, difficili ma necessari dei chiarimenti con un familiare un po' invadente nell'ultimo periodo, per trovare a pagamento un maggiore equilibrio dall'altra parte solo scelte precise, quelle che dovete fare, l'esitazione vi tiene un po' in stand-by e non è il momento giusto per voi per rimanere proprio lì dove siete, dovete agire. Scorpione, eccoci da voi, sostenute dalla luna in Capricorno che vi rende così brillanti e motivati, le vostre iniziative hanno innumerevoli chance per riuscire con successo. Felici? Un martedì ricco di novità vi attende, sereno per le amicizie, determinante negli studi e costruttivo per la carriera. Come avete capito vi attende un'ottima giornata, godetevela. Sagittario, anche se per voi il denaro ha un valore relativo, diciamo così, vi farà sicuramente piacere apprendere che dal fronte economico sono in arrivo notizie molto promettenti. Un investimento infatti sta dando i suoi frutti, non vi resta che raccoglierli. Cielo affollato come la tangenziale all'ora di punta e già qui avete capito tutto amici del Capricorno. Nel lavoro Mercurio vigile assicura uno scorrimento veloce, ma in amore è il caos più totale. Fidatevi quindi della vostra sensibilità per comprendere le ragioni del partner. La verità, la volete sapere, è che fin qui siete stati un po' poco presenti. Acquario, in attesa di vederci più chiaro in amore, a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni darete invece risposte evasive, lasciando all'altro l'iniziativa. Vedremo come finirà. L'intesa, ricordate, si costruisce con la complicità e la condivisione, ma oggi sembrate un po' solitari e poco collaborativi. Come si dice, domani è un altro giorno. E chiudiamo con i nostri pesci. Oggi vi trovate nella condizione ideale voi per lavorare con profitto, per incontrare amici, per mettere la vostra sensibilità al servizio di un'azione concreta. Bravi! La luna in Capricorno poi vi fa l'occhiolino. Il buon umore diventa il vostro più prezioso alleato. Sfruttatelo! Ed è tutto quindi anche per oggi. Chiudiamo con un sorriso, con un occhiolino questo appuntamento con l'oroscopo. Noi naturalmente vi aspettiamo domani ancora con tante novità. Intanto è tempo di saluti, quindi una buona giornata a tutti e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0